Siamo qui questa sera per vivere insieme ai nostri studenti un'iniziativa che nasce da loro e che è un forte collante non solo per la scuola, ma un grosso e importante momento per tutto il territorio. Sicuramente è un momento di grande coesione, un momento di grande vita della scuola, una vita alternativa, una notte che è proprio la notte del liceo Concetto Marchesi, perché siamo abituati a vivere sistematicamente, quotidianamente il giorno, ma quest'anno i nostri studenti hanno avuto questa grande idea di rivivere anche il momento della notte. Stasera i ragazzi mi hanno coinvolto in questa bellissima iniziativa che è venuta fuori proprio da una loro idea di aprire la scuola anche una sera per mostrare quelle che sono le attività che ci sono qua. Io ho dato il mio contributo come insegnante di fisica per una lezione dimostrativa di fisica, abbiamo fatto vedere l'apparecchio di Van der Graaf che abbiamo qui in laboratorio e alcuni semplici fenomeni elettrici. Sono contenta di essere stata utile ai ragazzi e di aver contribuito a questa simpatica iniziativa della Notte al Marchesi. I nostri ragazzi, perché io dico i nostri, perché non vi dico che conosco quasi tutti gli alunni, ma una buona parte sì, è veramente eccezionale. Io quindi ringrazio le possibilità che mi ha dato il dirigente scolastico di poter entrare nelle aule, di poter fare conferenze e di poter praticamente portare avanti questo progetto che si chiama Ptolis, e ringrazio chiaramente tutte le studentesse e tutti gli studenti di questo istituto perché mi hanno sempre collaborato.